Far conoscere anche ai più giovani come funzionano gli impianti di riciclo, è questo l'obiettivo dell'iniziativa organizzata da Comieco, il Consorzio per il recupero di carta e cartone. Vediamo. Vedete che sono tutti dei cubi? Ecco, questo non è altro che il prodotto finito, pronto per andare in cartiera. 12ª edizione di Riciclo Aperto, l'iniziativa organizzata dal Comieco, il Consorzio per il recupero di carta e cartone, che porta le scuole negli impianti. Abbiamo avuto un afflusso di persone molto elevato nel corso degli anni e ci serve per far capire al cittadino, ai ragazzini, alle istituzioni che la raccolta differenziata che viene fatta non finisce in discarica o finisce tutta insieme. 7 gli impianti aperti nel Veneto per l'occasione, tra i quali questo che vedete di Noale, che accoglie un quarto di tutta la carta raccolta in regione e tratta quotidianamente 500 tonnellate di materiale. D'altra parte il Veneto è sopra la media nazionale, 60,8 kg pro capite raccolti ogni giorno contro 50,6, segno che c'è attenzione per la raccolta differenziata. Ed è anche molto importante l'organizzazione di giornate come questa in cui le imprese aprono le loro proprie porte e quindi dimostrano che gli impianti della raccolta differenziata sono utilissimi per il nostro ambiente e per la salute complessiva dei cittadini.